Ci troviamo a Laigueglia, uno dei borghi più belli d'Italia e bandiera blu. Oggi inizia la 41esima edizione della Fiera di San Matteo, intitolata al suo patrono. Si appresta a promuovere una serie di laboratori didattici tutti incentrati sul cibo, con show cooking che vedremo proprio tra poco e anche domani. Non mancate! Benvenuti tutti alla 41esima Fiera di San Matteo. Lascio la parola alla mia amica Saba Wesser. Grazie Nave, un applauso, è stato veramente carino. Bene, Nave ha dato ufficialmente il via alla 41esima Fiera San Matteo nel comune di Laigueglia. Sono in compagnia del sindaco di Cervo, Natalina Ca. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Guardi, intanto veramente complimenti per il suo comune perché è delizioso e l'ho girato davvero tutto, è straordinario. Le volevo intanto domandare, questa trade union con i comuni di Laigueglia, che tra l'altro anche il vostro comune di Cervo fa parte dei borghi più belli d'Italia, e il comune di Vessalico, fate parte proprio di questa fiera di San Matteo. Esatto, quest'anno è la prima collaborazione, noi ne siamo veramente orgogliosi perché tutti e tre sindaci siamo intenzionati a valorizzare ovviamente i nostri territori, soprattutto puntando sull'enogastronomia, perché i prodotti tipici locali, che devono essere appunto il nostro fiore all'occhiello, hanno con questa fiera l'occasione di essere presentati. Noi come Cervo presenteremo la nostra deco, che è un prodotto molto particolare, è il pestun de fave, gli ingredienti sono appunto le fave, però ci accomuna qualcosa, esatto, con Vessalico perché l'aglio è un ingrediente fondamentale. Ovviamente è un prodotto, parlando di fave, più primaverile, che però appunto ormai con i surgelatori si può fare ovviamente tutto l'anno, ma quello primaverile che ha come ingredienti le fave, l'aglio, la menta fresca come ingredienti vegetali fondamentali, è veramente qualcosa di eccezionale, e l'aglio di Vessalico è quello che fa la differenza. E non soltanto proprio l'aglio come comunemente siamo abituati ad utilizzarlo, ma nel pestun la foglia dell'aglio tenero dà veramente un tocco speciale. E tra l'altro ci sarà proprio un cooking show che noi potremo vedere. Grazie sindaco, ci ha fatto venire l'acquolina in bocca. Grazie. Paola Gilberti, sindaco del comune di Vessalico. Buongiorno Paola. Buongiorno. Allora, abbiamo parlato anche con gli altri sindaci proprio di questa trade union che avete fatto, no? Partecipato alla fiera di San Matteo. Ora io con te, possiamo darci del tu, vorrei proprio parlare dell'aglio, quest'aglio straordinario, l'aglio di Vessalico, che viene utilizzato sia nella nostra ricetta ovviamente del pesto genovese, ma anche tantissime altre ricette. Esatto. Ne vogliamo ricordare qualcuna, ad esempio? Beh, stasera verrà fatta una esibizione con l'aglio, spero di essere in grado di farlo, di riuscire a farlo, però sì, l'aglio in effetti è un prodotto molto anche
veramente sentito nella cucina ligure e soprattutto nella Valle Roscia, è uno degli ingredienti anche della cucina bianca di Mendatica, quindi insomma è un prodotto che si presta ovviamente a quasi tutte le ricette, e per gli amanti l'aglio di Vessalico è un prodotto che ha quel qualcosa in più, nel senso che ha un'ottima digeribilità e un'ottima durabilità nel tempo, e questo sono caratteristiche che gli sono state riconosciute anche dalle analisi che sono in corso, che sono terminate in realtà, per l'ottenimento dell'IGP. Noi a brevissimo adesso presenteremo la domanda, e non noi, ovviamente il Comitato per la tutela dell'aglio di Vessalico, e speriamo che al più presto venga riconosciuta e venga, diciamo, valorizzato questo prodotto, questa nostra eccellenza del territorio, e insomma speriamo che avvenga al più presto davvero. Poi assolutamente oggi, domani e dopodomani, questa 3 giorni della fiera di San Matteo, stanno tutti anche chiedendo dell'aglio di Vessalico, esatto, perché è un'eccellenza in assoluto, con la E maiuscola. Esatto, l'aglio di Vessalico voglio ricordare che è quello prodotto negli 11 comuni dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia, non solo a Vessalico, e appunto viene controllato, quindi è aglio sicuramente piantato in valle, perché anche come comune noi ci impegniamo attivamente a nome anche dell'Unione dei Comuni, e facciamo i controlli e rilasciamo dei bollini in attesa di avere il bollino dell'IGP. Quindi occhio, mi raccomando, usiamo aglio di Vessalico, tutti i prodotti del territorio made in Liguria. Che cosa posso dire? Essere coccolati direttamente dal comune di Laigueglia, nonché dal sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a te Saba, è un piacere avervi qui in questa manifestazione. Fortunatamente Laigueglia ha offerto il suo meglio con il tempo, dopo che ieri avevamo avuto un po' di paura. È vero. Per quello che era successo al mattino, che ci ha fatto cambiare un pochettino i programmi, che però poi... Una grande forza sono stati, perché li abbiamo visti al lavoro e hanno rimontato, hanno rimesso tutto in sesto, quindi sì, è veramente fantastico. Sì, devo fare un ringraziamento a tutti i dipendenti e agli amministratori del comune, che in un attimo sono riusciti a mobilitarsi e a, diciamo, arginare una situazione che lì per lì era molto difficoltosa, perché un po' di gazebi erano volati, insomma. Comunque l'importante è stato risolto. Allora Giorgio, 41esima edizione della Fiera di San Matteo, com'è quest'anno? 100 espositori, ho saputo, ci sono state anche tantissime richieste, no? Quindi insomma... Purtroppo non riusciamo mai a soddisfare tutti quelli che vorrebbero essere presenti. Facciamo il possibile, non vogliamo, diciamo, esagerare con gli espositori, anche perché si fa in modo che che siano delle peculiarità e non penalizzare ovviamente anche, diciamo, quello che è il nostro certamente substrato economico, ecco, dei negozi, che devono comunque avere una loro visibilità. Come si dice, un colpo al cerchio? È un colpo alla botte, cerchiamo, però è molto bello, insomma, sicuramente 41esima edizione che conferma, diciamo, la particolarità di questa manifestazione che si distingue dalle altre per come è stata sempre portata avanti, e insomma io ringrazio i miei predecessori, perché veramente sfrutto è un percorso lungo che va avanti da esatto, tanti anni, esatto, quindi insomma esatto, c'è stato un grosso impegno da parte dell'amministrazione. Bene Giorgio, ti ringraziamo, e cosa posso dire? Venite alla Laigueglia, perché è davvero una bomboniera. Comune di Laigueglia, Fiera di San Matteo, buongiorno Giacomo. Ciao. Allora Giacomo, hai una bottiglia in mano e
che cosa vogliamo dire? Primis siete sponsor di questa magnifica manifestazione che dura da 3 giorni e poi ci parlerai anche del 3 novembre. Allora, il 3 novembre è una data, un lancio bomba. Esatto. Anteprima faremo l'inaugurazione in azienda nel nostro Borgo dell'Olio di una nuova parte e sarà il frantoietto per passanti. Tutto da scoprire, quindi non dico di più e probabilmente dovrete venire a trovarci. Ma quello sicuramente, perché noi di Zona Zona abbiamo accettato l'invito. E invece ricordiamo che Raineri è proprio lo sponsor di questa fiera di San Matteo. Sì, la Raineri è un'azienda storica ultracentenaria, nata nel 1910 a Imperia, adesso attualmente è nell'entroterra, il primo entroterra di Imperia, dove c'è la sua terza sede, speriamo l'ultima, pronta a ospitarvi con visite, degustazioni, abbiamo un museo, c'è tutta una serie di chicche che, ripeto, dovete venire a scoprire se siete interessati. E noi lo faremo in anteprima. Grazie Giacomo. Grazie a te, ciao. Che vi porterà fino alla degustazione. Scusami, Dimmi Nao, ma cosa ci fa questo pezzo di antiquariato nella mia cucina? questo qua Nao? Non è neanche in grado di riconoscere l'aglio di Vessalico da un aglio qualunque. Ma dai, non è vero Nao. Saba, puoi per piacere far sparire il mio antenato dalla postazione, grazie. Ma guarda che sei un fenomeno, eh? Va bene Nao, lo mettiamo via, eh? Speriamo che adesso Nao sia contento, perché non era contento del frullatore, dice che era un suo antenato. Ma vediamo. Saba, Dimmi. potresti, per cortesia, passarmi il mio cappello? Va bene Nao. Grazie. Prego. È pretenzioso Nao, eh? Ah. Allora, vediamo un po', mettiamo questo bel cappello Nao. Ma come sei carino! Aspetta, che se no non ti si vedono gli occhi. È proprio carino, vero, col cappello? Gli sta bene, sembra uno chef. No, fermi tutti. Cosa c'è, Nao? Manca lo sponsor. Ma quale sponsor, Nao? Non c'è nessuno sponsor. Sei sicuro? Puoi passare quella calamita. Ma quale? Ah, questa calamita? Sa tutto lui, Tutto lui. Ma. Vabbè, vediamo. Allora, tu mi hai detto di darti la calamita, Vediamo un Vedi po'. cosa c'è scritto sulla targhetta? Allora, cosa c'è scritto? Giancardi Gallio e Cardi di Alassio. Ora possiamo cominciare. Ah, ecco, allora sono loro gli sponsor. Ma certo che sai proprio tutto. Ah, io non lo sapevo, Nao. Allora, cosa ci Stavo prepari? navigando su internet ed ho scoperto che in questo territorio vengono coltivati ottimi prodotti da È vero. utilizzare nelle mie ricette. È vero, eccoli qua, li abbiamo qua, Nao. E quindi? Alla cipolla bellendina, al Ecco. pomodoro cuore di bue, all'erba di San Pietro e all'aglio di Vessalico. Infatti sono ottimi prodotti del territorio, made in Liguria. Vero, Nao? Hai perfettamente ragione. Saba, Dimmi, Nao. ho guardato su Google Maps, ma non ho ancora capito dove si trova Vessalico. Ma siamo sicuri che esiste e non è un nome inventato? Ma no, certo che esiste Vesallico, abbiamo anche qua l'aglio. Sai dove si trova? Si trova nella bellissima Valle Aroscia sulle antiche vie del Sale. Ha i percorsi utilizzati in passato per commerciare il sale e altri prodotti. Infatti dal mare transitava nell'entroterra, dal Piemonte nel nord Europa, Nao. Grazie Saba. Prego, Questo Nao. paese di Vessalico aveva mandato in crisi la mia intelligenza artificiale. Ma se sei bravissimo, Nao, assolutamente non è vero. Quindi adesso cosa ci Oggi prepari? prepareranno la merenda, ovvero una bruschetta con crema di pomodoro al cuore di bue e cipolla bellendina, con Buono. i prodotti del territorio, tutto a chilometro zero. Assolutamente a chilometro zero. Buono, Nao. Perfetto. Quindi questa è la ricetta. Adesso, come tutti i grandi chef,
Lascio la preparazione ai ragazzi dell'Istituto Giancarlo Galilei ai Cardi di Alassio e tornerò solo per il tocco finale. Sei veramente un grande chef, grazie Nao per la tua presenza. Non ti preoccupare, poi ti mando il conto. Ma mandalo a Franco Laureri il conto, no? Dov'è Franco? Mandalo a lui. Grazie Nao, grazie a tutti, spero che abbiate sentito, è stato veramente molto carino, vero? Vi è piaciuto, bambini? Io sono Roberto Revel, sono stato lo chef di questa giornata un po' particolare qui a Laigueglia, la mia città. Abbiamo preparato insieme ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Giancardi e alla mia azienda Special Ingredients delle opere d'arte nel piatto. Abbiamo preparato delle salse con dei prodotti tipici. Abbiamo utilizzato il sale delle antiche vie del sale, abbiamo utilizzato l'olio e i prodotti sott'olio di Raineri, e abbiamo utilizzato l'ormeasco delle cantine qua della Bassa Valle Roscia. Abbiamo dipinto utilizzando tutte queste salse, poi abbiamo creato delle sfere di aglio con l'aglio di Vessalico. Abbiamo creato della polvere d'olio con l'olio appunto di Raineri, abbiamo aggiunto della spuma di stracchino utilizzando appunto tutti i prodotti locali, panna di fornitori locali. Questo piatto un po' particolare realizzandolo un po' come fosse un dipinto di arte moderna, dopodiché abbiamo dato la possibilità a tutte le persone del paese di assaggiare i vari ingredienti che abbiamo utilizzato, riscuotendo consensi comunque dalle persone che assaggiavano, e questo ci ha fatto molto piacere. Delizioso banchetto, sono qui con la docente violino e con Barbara che ci prepareranno il cocktail con l'erba di San Pietro. E l'istituto come si chiama? Ciao Barbara. Salve, Giancarlo Galilei Alassio. Bene, perfetto. L'insegnante, la professoressa, lei si occupa di quale Io materia? mi occupo di laboratorio di sala e bar. Sala e bar, perfetto. Allora, possiamo iniziare con questo cocktail straordinario? Sì. Ci puoi dare anche tutti i passaggi? Sì, mettiamo lo zucchero di canna e poi aggiungiamo le foglioline dell'erba di San Pietro che si trovano tra gli scogli di Laigueglia. Quindi un prodotto del territorio, è proprio sì. Tipico. Assolutamente. Quindi stacchiamo le foglioline e le andiamo a mettere dentro il bicchiere insieme allo zucchero di canna. Esatto, rilasciano anche le proprietà, giusto professoressa? Sì, hanno proprietà balsamiche, molto somiglianti al finocchio, ecco, come erba, però ha tutte le sue proprietà che poi spiegheranno i nostri ragazzi dell'agrario che si sono preparati sull'argomento, perché giustamente chi meglio di loro? Ognuno il suo. Adesso andiamo a pestare insieme le foglioline insieme al zucchero di canna e qui rilascia la loro balsamicità, essenza, l'essenza. Poi andiamo ad aggiungere una fettina di pompelmo. Quindi polpelmo rosa, sì. In questo caso sì, e l'angostura. Quante gocce? 2. 2 gocce, mi raccomando, 2 gocce. Perfetto. E andiamo a pestare insieme tutto. Ciao amore, stammi bene? Quindi noi stiamo proprio vedendo questa preparazione di questo cocktail di Laigueglia, possiamo dire. Grazie. Poi andiamo ad aggiungere il ghiaccio. Il ghiaccio va lasciato intero in questo caso o anche a pezzetti, è un po' a gusto? Pestato. Anche pestato, va un po' a gusto. Ok. E adesso andiamo ad aggiungere il ginger ale. E aggiungiamo il ginger ale.
Quindi è un cocktail analcolico. Analcolico, fresco, dissettante. Ma per le persone un po' alcoliche c'è la versione, che cosa si può aggiungere? Qualcosa di alcolico lo possiamo aggiungere, vodka, un distillato neutro. Però dopo, non a mezzogiorno. Noi lo proponiamo analcolico. Benissimo, aggiungiamo le cannucce. E voilà, e qualcuno dovrà fare da cavia. E a questo punto avevamo chiamato il sindaco, ma niente, quindi toccherà a lei. Toccherà a me. Davvero squisito e Grazie. si sente anche un po' di mare, è vero, assolutamente. Complimenti Barbara e complimenti a tutti. Grazie. Sono in compagnia di Davide di Filigrana Arte da Campo Ligure. Ciao Davide. Buongiorno, ciao. Allora, intanto facciamo vedere i bellissimi orecchini, ecco che li sto proprio indossando. Raccontaci della filigrana. Sì, la filigrana è proprio il prodotto tipico di Campo Ligure, è una delle eccellenze dell'artigianato ligure, infatti fa parte anche del marchio Artigiani Liguria. E noi siamo oggi qua a Laigueglia perché, come Laigueglia, anche Campo Ligure fa parte dei borghi più belli d'Italia, quindi in occasione della festa patronale qua di San Matteo ogni borgo poi porta un po' il suo prodotto tipico e quindi noi ormai tanti anni che veniamo, devo dire che è un appuntamento per noi davvero bello a fine estate, allunghiamo un po' l'estate di un weekend per noi. Vero, assolutamente, siete proprio un'eccellenza, quando si parla di eccellenza voi lo siete. Sì, è proprio un artigianato che ha una storia antica, ha origini medio orientali, poi già nel 600 e 700 a Genova c'erano tanti laboratori di filigrana e poi da Genova è arrivata a Campo Ligure in un'occasione un po' particolare in seguito a un'epidemia di colera a fine 800. Un artigiano per scappare dal colera è tornato al suo paese natale, il caso ha voluto fosse Campo Ligure e da lì ha preso piede in un modo incredibile fino ad arrivare a più di 30 botteghe in un paesino poi di 3.000 abitanti e quindi da lì Campo Ligure è diventato un po' il centro nazionale di questo artigianato e ancora oggi è conosciuto come il paese della filigrana. Grazie Davide, abbiamo visto già appunto da stamattina tantissimo entusiasmo, tantissimi clienti, quindi ottimo prodotto. Grazie. Complimenti davvero. Sì, è una cosa che essendo anche un po' rara non si trova più dappertutto, si è rimasti pochi a farli, quindi anche la gente apprezza, mi dice sempre non la trovo mai da nessuna parte e poi comunque regalare anche qualcosa di tipico ligure, devo dire anche per i turisti è sempre una bella cosa. Assolutamente, è un'ottima idea, quindi sì. Insomma ci stiamo anche avvicinando, mancano poche settimane a Natale. Ormai sì, noi mentalmente siamo già, perché noi negozianti appena finisce l'estate pensiamo già al Natale, quindi sì, effettivamente bisogna già iniziare a pensare anche ai regali. Zoomiamo bene per i prossimi regali di Natale. FT, azienda agricola, allevamento e vendita di chiocciole. Sono con Serena. Buongiorno Serena. Buongiorno a tutti. Allora, raccontaci dell'azienda e dei prodotti, che cosa fate e dove siete? E dove siamo? Allora, noi ci troviamo ad Ortovero, un piccolo comune dell'entroterra di Albenga. Noi alleviamo le chiocciole. E poi abbiamo un laboratorio con il macchinario per l'estrazione della bava, quindi tutto quello che riguarda la cosmetica. Rassicuro innanzitutto tutti, è un procedimento assolutamente indolore per la chiocciola, viene soltanto stimolata a produrre questa bava con una soluzione a base di acqua e acido citrico, quindi limone. È importante dirlo anche proprio per le persone che sanno anche che tipo di prodotto possono trovare e acquistare, anche per chi ha una sensibilità
fruibilità ovviamente maggiore, grazie Serena. Ed è tutto naturale, ecco. Ecco, qui abbiamo alcuni prodotti. Posso far vedere? Grazie. Ecco, abbiamo questo, il siero viso, con una concentrazione del 75% di bava di lumaca, indicato soprattutto per il trattamento del contorno occhi, le rughe d'espressione, ecco. Oppure anche una semplicissima crema mani, molto indicata per questo periodo dove magari la pelle è un po' più secca. Certo. E qua c'è tutta la linea, ecco. E magari in questo periodo anche autunnale abbiamo anche questi integratori, gli sciroppi per la tosse. Ecco, io oggi ho mal di gola, ad esempio, ecco, sono senza voce, ecco, sarebbe potrei indicato, testarlo, ecco, esatto. sì, Quindi abbiamo già trovato la testimonial oggi, Sì. Serena, perfetto, bene. Con molto Quindi comunque piacere. voi avete anche un sito internet? Sì, ecco, abbiamo, eccolo lì, tutuccifilippo.wixsite.com, potete trovarci anche sulla pagina Facebook. Ecco, devo dire, l'elicicoltore, mio marito, io lo aiuto molto, molto volentieri. Bene, ti ringrazio allora. Grazie, molto gentile. Il borgo più bello d'Italia, la Igueglia, anche socio delle Antiche Vie del Sale, ha ospitato i laboratori di questa associazione che riunisce tutti questi comuni attraversati da questo oro bianco che nel tempo hanno contaminato saperi e sapori della Liguria portandoli al di là delle Alpi della nostra terra. 3 giorni importanti dove insieme ai ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Alassio, dell'Istituto Tecnico Galileo Galilei e all'Istituto Agrario di Aicardi di Albenga abbiamo ricostruito un po' questi percorsi dei saperi e dei sapori con tanti laboratori che hanno entusiasmato i tanti visitatori, che hanno fatto degustare le eccellenze. Insomma, è stato un successo al quale dobbiamo dire grazie anche agli chef che sono stati con noi, in particolare Roberto Revel, Renato Grasso e tutti gli insegnanti dell'Istituto Alberghiero che ci hanno aiutato in questa grande sfida dei laboratori dei saperi e dei sapori. Siamo giunti alla conclusione di questa 3 giorni della Fiera di San Matteo qui alla Igueglia. Come Associazione Antiche Vie del Sale siamo veramente orgogliosi di aver dato una mano al Comune nel valorizzare i prodotti tipici, perché poi di fatto il nostro compito è quello di valorizzare le realtà enogastronomiche, turistiche e culturali che sono presenti sulle antiche vie del sale. Quello che stiamo cercando di fare è creare sinergie, quindi sinergie con i privati, sinergie tra le amministrazioni pubbliche, comuni che si parlino e che collaborino. Il vero valore aggiunto è stata la collaborazione con l'Istituto di Istruzione Superiore di Alassio e di cui abbiamo una rappresentante, la professoressa, alla quale passo la parola. Sì, noi ringraziamo per averci invitati a partecipare a questo evento. Abbiamo avuto la possibilità come Istituto Alberghiero, come Istituto Agrario e come Istituto Tecnico di far partecipare i nostri ragazzi a tutti i laboratori, sia dal punto di vista enogastronomico e di valorizzazione dei prodotti del territorio e del Made in Italy, sia dal punto di vista tecnologico con il nostro robottino Nao che ha dato spettacolo in questi 2 giorni. E dal punto di vista agrotecnico con i ragazzi del nostro istituto agrario che hanno coltivato le piante, le piantine di spiaggia, ci hanno spiegato le funzioni dell'erba di San Pietro che abbiamo utilizzato nel primo laboratorio e si sono occupati dello stand espositivo dei loro prodotti coltivati in azienda, nel loro laboratorio dell'azienda agraria. Ecco. E quindi ringrazio veramente l'associazione e anche il comune di Laigueglia per questo invito a partecipare. Direi che questa è stata la prima collaborazione e non sarà l'ultima, perché sicuramente ci parleremo e ci valorizzeremo a vicenda. Allora, sono stati 3 giorni, io oserei dire, molto belli perché abbiamo avuto una grande partecipazione di pubblico agli stand
il tempo che ci ha fatto temere inizialmente qualcosa, poi invece è stato molto clemente. Oggi è una bella giornata di sole calda, ci sono ancora tutti gli stand aperti ed è stato un magnifico spettacolo per tutta la gente che ha partecipato. Ieri sera c'è stato lo spettacolo pirotecnico, curato come sempre dagli ormai storica ditta Gian Vittorio di Perugia, che è eccellente nell'organizzare lo spettacolo anche musicale. Abbiamo avuto i laboratori del gusto curati dalle Antiche Vie del Sale, la partecipazione del comune di Cervo che ha fatto il tipico pestun di fave, Vessalico, il comune di Vessalico con l'Allier, e tutto grazie all'impegno dell'Istituto Giancardi di Alassio, l'Istituto Alberghiero Giancardi di Alassio, con i ragazzi dell'alberghiero che sono stati veramente molto bravi. La festa non è finita così, continua ancora oggi, ma riprende il 6, il 7 e l'8 ottobre con l'11ª edizione del Salto dell'Acciuga. Festa che quest'anno abbiamo deciso di collegare a quella, diciamo, di San Matteo con un progetto che unisce le due manifestazioni, e questo progetto è intitolato Dai sapori ai saperi, per dare, diciamo, una connotazione unitaria a queste due feste che si svolgono nell'arco di questi 15 giorni. Quindi per tutti l'appuntamento è rinviato a venerdì 6 ottobre, ore 18, con l'inaugurazione del Salto dell'Acciuga, che poi continuerà chiaramente sabato e domenica per gli altri successivi 2 giorni. Io mi auguro che tutti quelli che hanno partecipato alla fiera di San Matteo parteciperanno anche al Salto dell'Acciuga, che verrà anche qualcuno in più, vale veramente la pena. La Egueglia vi accoglierà sempre con il suo magnifico scenario e cercheremo di avere anche buon tempo, faremo tutto il possibile per averlo.